Telespettatori di Telefriuli, benvenuti qui al Punto, benvenuto a Mauro Steccati, sindaco riconfermato di Tarcento, benvenuto sindaco e congratulazioni. Grazie dell'invito, fa sempre piacere ritornare qui a Telefriuli. Bene, allora abbiamo detto riconfermato, secondo mandato, è un sindaco a tempo pieno e quindi un programma del nuovo mandato, adesso ce lo dirà, però è stata una vittoria, insomma, sofferta ma combattuta, ma alla fine ha portato a molta soddisfazione, la vedo molto molto disteso. Sì, diciamo che è stata una grande soddisfazione, la riconferma fa sempre più piacere della prima volta, ha pagato un grande lavoro di squadra, la gente ha apprezzato che abbiamo fatto una campagna elettorale per, non una campagna elettorale contro, venivamo anche da 5 anni molto positivi, in cui avevamo fatto investimenti per oltre 10 milioni di euro, senza accendere mutui, riducendo il debito del 35%, e lasciando quindi i conti in ordine e addirittura 660 mila euro circa disponibili adesso da poter investire sul territorio. Bene, molto bene. Quindi allora, dicevamo, sindaco a tempo pieno è un nuovo mandato che proporrà un programma nuovo di continuazione, quindi completamento di opere, ma anche qualcos'altro di nuovo, no, sindaco? Certamente, questa vittoria ci dà anche una grande responsabilità. È una vittoria nel segno della continuità, nella concretezza. Ora quello che abbiamo avviato dobbiamo completarlo, ci dobbiamo dare da fare per avviare quello che abbiamo già finanziato e cercare finanziamenti per i nuovi lavori che ci proponiamo di fare. Ricordo fare i lavori più importanti in questo momento che stiamo concludendo sono i lavori nella scuola elementare, nella scuola elementare di Viale Matteotti. E questo è un punto proprio imprescindibile, no? Anche del primo mandato, dove certo, avete sempre detto che la scuola era un punto di partenza importantissimo per la comunità, no? Certamente, c'era la necessità di adeguare l'edificio scolastico alle nuove normative antisismiche, di vulnerabilità sismica, è un investimento di circa 1.400.000 euro che è in itinere, i lavori sono iniziati il mese di febbraio. Poi stiamo realizzando la prima pista ciclabile che collegherà quella proveniente da Bagnano Riviera con la frazione di Molinis, anche lì un investimento di 1.300.000 euro. Poi stiamo realizzando, siamo molto orgogliosi, sono in via di completamento, il parco sarà fruibile, il primo parco attrezzato lì nell'area Vivanda dove giocava la Tarcentina, in cui potremo trascorrere il tempo libero, i bambini potranno giocare, gli anziani potranno socializzare e ci potremo ritrovare si potranno organizzare tutte le manifestazioni. I lavori sono in via di completamento per il primo lotto e pensiamo che sia fruibile per la prossima primavera. Insomma, un cantiere aperto Tarcento in sostanza, ecco. Ecco, effettivamente, anche se veniamo da un anno e mezzo praticamente, come tutti, di limbo, no? La pandemia ha azzerato un po' tutto, ecco, la burocrazia si è siamo riusciti cavallata, sia a impostare questi nuovi lavori, sia ad avviarli, ovviamente con parecchio ritardo. Una cosa che ci tengo a sottolineare, abbiamo proprio adesso affidato i lavori per la sistemazione di 3 frane, perché Tarcento il problema idrogeologico è molto sentito e ci sono molti investimenti ricevuti dalla Regione da investire, appunto, da mettere in pratica sul territorio. Allora, abbiamo detto sindaco a tempo pieno, una giornata tipo sindaco, perché evidentemente un sindaco a tempo pieno non si ferma mai, no? Vuol dire sì, che Tarcento ha bisogno, anzi un mio parere personale, più sindaci a tempo pieno ci sono, meglio sarebbe per l'amministrazione. Beh, in effetti, diciamo, l'attività è un lavoro appassionante quello del sindaco, è impegnativo di responsabilità, però è un lavoro anche appassionante. La giornata tipo arrivo in municipio presto, dalle 7:30 alle 8, arrivo in municipio, la prima cosa che faccio è leggo la posta e lì dipende, insomma, comunque va via quasi un'oretta. Poi mi confronto con gli uffici, vediamo quelle che sono le attività quotidiane, ma anche tutto quello che è già in itinere. E poi le telefonate sia con i colleghi, sia con amministratori, ma sia con la gente che mi telefonano. Il fatto adesso che riceviamo su appuntamento, da un certo punto di vista ci è anche agevolato, perché possiamo essere più liberi negli orari. Com'è la pianta organica da voi? Soffre parecchio? Ecco, lei tocca, questo è un argomento, l'avrei detto dopo, uno dei problemi, mi scusi il gioco di parole, sì, che riguarda comune a tutti i comuni è quello appunto della carenza di personale, o almeno tutti i comuni forse no, ma la gran parte dei comuni.
Ci mancano posizioni apicali, c'è il ricambio generazionale, le persone che sono entrate all'epoca del terremoto subito dopo stanno andando tutte in pensione, non si sono stati fatti concorsi sufficientemente per reintegrare queste persone che adesso erano anche memoria storica, no? Oltre alla loro capacità professionale. Quindi mancano queste persone, ma mancano anche persone diciamo, come tipo operatori ecologici, non si sono fatti concorsi neanche per questi. E la cosa più grave di tutte, mancano, e questo sta diventando un dramma che secondo me porterà anche a un rallentamento della nostra attività, mancano le figure importanti come quelle dei segretari comunali. E quello è un problema che tutti i suoi colleghi hanno sollevato, che naturalmente io credo che la Regione dovrà in qualche modo mettere mano, perché la questione sta diventando un po' drammatica, tra virgolette, no? Ecco, però naturalmente lei si confronta con i dipendenti, naturalmente anche con il responsabile finanziario, quindi le chiedo le tasse come sono, a tasse, imposte, tributi a diciamo Tarcento. Che il nostro bilancio è un bilancio, come si suol dire, in sicurezza. Abbiamo detto prima, abbiamo battuto il debito del 35%, che non è una cosa da poco, non è una cosa banale, non abbiamo acceso altri mutui e quindi questo ci permette di liberare risorse per far contro a delle spese come impreviste. No? La spesa corrente è quella che è il laccio più grosso che hanno le amministrazioni comunali, la spesa corrente. Non abbiamo ritoccato l'imposizione fiscale, diciamo adesso stiamo predisponendo già il bilancio per l'anno a venire in base a quello che è stato anche il nostro programma elettorale, abbiamo qualche novità, ma dal punto di vista dei costi previsti a carico della popolazione non si presume che ci siano aumenti. Quindi insomma possono stare tranquilli i cittadini di Tarcento che non hanno aumenti, se non questioni che magari il prossimo anno potranno sopravvenire. La viabilità a Tarcento, come siamo, Sindaco? La viabilità Tarcento insiste su 130 km, 120 km di strade comunali, più o meno di competenza comunale. Abbiamo asfaltato, riparato circa 80.000 metri quadri, che sono circa 13 km, di strade particolarmente ammalorate. E nel nostro programma è previsto, appunto, sono previsti investimenti per continuare su questo programma. Abbiamo previsto già un elenco di strade su cui intervenire, in base alla disponibilità di bilancio interverremo. Ci tengo a sottolineare che tutte queste asfaltature, questi investimenti che abbiamo effettuato sulle strade sono state fatte con soldi propri comunali o con finanziamenti statali o regionali mirati. Ecco, quindi allora anche una serie di messa a punto della viabilità e anche le manutenzioni in sostanza, no? Perché quelle sono ordinarie, ecco, perché molti comuni, diceva lei, mancano proprio degli operatori, anche degli operai, eccetera, e dovranno affidarsi a ditte esterne, così anche a Tarcento. Sì, alcuni, tipo gli sfalci, sono affidati a ditte esterne per quello che riguarda alcuni tratti stradali. Mentre tipo aiole spartitraffico, parchi urbani o parchi gioco vengono affidati agli operai comunali che sono stati dotati di donna attrezzatura. Però effettivamente adesso è andato in pensione anche un operaio comunale, dobbiamo integrarlo a breve, però questo si nota subito dal punto di vista operativo pratico, perché quando ti viene a mancare una persona su 4 è il 25%. Ecco, Sindaco, la Regione ha varato questi EDR, no? Questi enti di decentramento regionale che dovrebbero supplire alle province in sostanza. Non sono come le province, ahimè, però c'è qualcosa, no? Ecco, che idee vi siete fatte in sostanza? Perché cambiare ogni 5-6 anni mi pare un po' pesante, no? Lei ha detto bene, senza presunzione, sono addetto ai lavori da un po' di anni, siamo passati dalle comunità montane, agli enti di area vasta, poi siamo passati alle UTI, poi adesso alle comunità di montagna, adesso sentiamo di questi ADR. Non sono informatissimo sulle finalità, so che dovrebbero essere degli enti elettivi e dovrebbero avranno un'autonomia di gestione del patrimonio, insomma, e anche del personale probabilmente, no? Non che io sia, come dire, sospettoso, però è bello, cioè no, è bello, è utile che cambiare, ma io impegnerei le risorse per far funzionare al meglio quello che c'è. Perché, ripeto, se il problema è quello del personale, non è che costituendo un nuovo ente risolvi il problema. Adesso il problema è proprio strutturale, manca il personale adeguato, manca il personale tipo segretari comunali, tipo gli apicali. Se manca qua potrebbe mancare anche là. Ecco, non è che apprendo che istituendo nuovi enti risolvi il problema.
Quindi guardiamo con fiducia ovviamente queste novità e con interesse. Quando saremo coinvolti diremo che noi la nostra come amministratori. Però preferirei destinassero le risorse e le energie a far funzionare al meglio quello che c'è già. Ecco, senta, Tarcento fa parte della comunità collinare, no? No, fa parte della comunità di montagna Natisone Torre. Sì, ecco. Torre. E lì come funzionano le cose? Lei è presidente oppure... Sì, sono stato eletto presidente all'unanimità, siamo stati la prima comunità di montagna a essere istituita, questo dimostra la responsabilità, anche la volontà di cooperare fra tutti i sindaci di questi 15 comuni che vanno da Magnano Reghiera fino a È una piccola provincia, insomma, ecco. Sì, è una piccola provincia. Purtroppo sconta la mancanza di operatività anche per il motivo che dicevamo prima, sempre quello del personale riguarda anche la comunità di montagna. Ecco, naturalmente lì siete due comuni grossi, no? Come Cividale No, non è Cividale, c'è San Pietro Natisone. San Pietro Natisone, sì, scusi, e voi, no? Sì, sì. Per cui siete un po' trainanti nella... Sì, diciamo che anche a livello di sindaci si collabora molto bene, ci riuniamo periodicamente, quando c'era da fare lo statuto c'è stato un leale confronto senza esagerazioni. C'è un confronto insomma, politico che ci vuole. Per insomma, forza, no? abbiamo emanato lo statuto, dietro lo statuto il conseguente comitato esecutivo che è composto da me, dal sindaco di San Pietro, dal sindaco di Nimis, di Taipana e di San Leonardo. Ecco, ne discutete sul fatto che la Regione abbia aumentato le indennità? Sono bastevoli oppure c'è qualcosa che... oppure non vi ha creato questo stupore che magari qualcuno... No, onestamente non ne abbiamo mai parlato. Riteniamo che sì, sia un riconoscimento fatto agli amministratori che si impegnano sul territorio, si impegnano appunto giustamente perché l'hanno scelto loro, si impegnano quotidianamente per moltissime ore al giorno, ma soprattutto un riconoscimento nel confronto delle responsabilità che questi amministratori assumono. No? Sì. Diciamo quindi che, insomma è stata vista come positiva. Ecco, sì, sì, è stata vista positiva, però anche vorrei dire il discorso non è soltanto di carattere come dire, economico, è il fatto delle responsabilità. Bisognerebbe ampliare anche la platea a cui poter aderire, partecipare a questi enti, perché si è visto anche nelle ultime elezioni che c'è stata anche una scarsa affluenza alle urne. No? E quindi non c'è l'appeal, non c'è il fascino, insomma, mi interessa far passare il messaggio che non è una questione solo economica, ma è una questione di ruolo e di responsabilità. Bene, allora con questa affermazione importante del sindaco di Tarcento Mauro Steccati, che io ringrazio per la partecipazione, naturalmente tanti auguri ai cittadini di Tarcento che è la perla del Friuli come certo. si dice, no? E naturalmente ci vediamo alla prossima. Grazie.